Buongiorno a tutti. Salmo 46 dice che l'Eterno è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. In questa mattina noi, insieme al mondo, stiamo affrontando situazioni complicate, è vero? Non abbiamo finito ancora con il coronavirus e adesso si è presentata questa situazione tra l'Ucraina, la Russia e noi non possiamo rimanere fuori di tutto questo. Noi oggi abbiamo la libertà e la possibilità di adorare il Signore in questo posto liberamente. I nostri fratelli ucraini oggi stanno scappando per la loro vita. Molti di loro non ne scapperanno. Questa settimana ascoltavo diversi colleghi che rimarranno in Ucraina a continuare a predicare il Signore perché questa è la sua volontà. Perciò credo che rispetto a Dio e a loro, tutta la nostra lode e adorazione deve avere un senso di responsabilità, perché noi abbiamo oggi una libertà che altri non hanno e siamo chiamati ad adorare in spirito e verità. Preghiamo. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per il tuo amore, per la tua cura, per la tua bontà. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché oggi siamo qua, liberi di poter alzare le nostre voci e presentare a te, Signore, un'adorazione che preghiamo che si innalzi davanti a te in odor suave. Vogliamo, Signore, onorare la tua persona questa mattina e che tutto quello che verrà fatto, Signore, che ogni canto che sarà innalzato, ogni preghiera, che la tua parola che sarà presentata e ascoltata possa essere, Signore, un'opportunità di poter onorare la tua persona. Vogliamo presentarti questo culto, riceve, Signore, tutta la lode e l'adorazione in Cristo Gesù, preghiamo. Amen. Buon culto. Alleluia. Gloria al nostro Signore. Pace, pace. È questo che noi chiediamo. Che noi possiamo alzarci questa mattina e lodare il nome del Signore. Se noi riusciamo ad lodare il nome del Signore, celebrare il suo nome nelle avversità, riusciamo anche a lodare nei momenti di gioia, amen? Ed è questo il nostro invito, che questo è il tempo di ricordarsi di tutto ciò che ha fatto il Signore per noi, di tutto ciò che Lui è per noi, della tua settimana, di tutte le benedizioni che il Signore ha dato a te, ha dato alla nostra Chiesa, e questo è il tempo per lodare il nome del Signore. Adoriamo il Signore insieme. Amen. Con gioia. Ogni lingua confesserà il Signore e ginocchia si
così come stai davanti al Padre, vieni. Alleluia al tuo nome, Signore. Io ho fatto un periodo di un mese più o meno che stavo malissimo, non riuscivo a cantare, avevo la testa, avevo un problema neurologico, ho passato di tutto di più, dopo mi è venuto ancora il Covid, ho fatto dopo 20 giorni e quindi è un periodo, non so quanti mesi sono che non vengo qua a cantare e quindi ho la voce che va e viene, sono stonata, ma la parola del Signore dice che se noi abbiamo imparato a lodare nella diversità, quando noi riusciamo a fare, quando noi riusciamo è ancora meglio. E quindi io ringrazio il Signore perché nonostante tutte le cose, sai cosa mi dava la forza? Mi dava la forza pensare che le persone che non possono fare, fanno.
lodano il Signore e lo fanno. E quindi quando noi non riusciamo a fare, è allora lì che il Signore ti dice così, allora devi fare. E quindi io potevo ancora restare a casa perché ne ho ancora la testa, ancora problemi di cefalea, e ne ho ancora il mal di gola, il Covid mi ha lasciato un po' di cose. Ma io lodo il Signore, io lodo te Signore perché io ho ascoltato la tua voce, il Signore dice ho scelto te. E noi dobbiamo alzare la nostra voce, noi dobbiamo celebrare il Signore perché Lui è degno. Sai, questa settimana ho ascoltato una chiesa che è in Ucraina e questa chiesa è sottoterra e questa chiesa loda il Signore. E l'ho condiviso anche dei cantici che sono gli inni che noi cantiamo in chiesa. E loro lodano il Signore perché loro lodano nella diversità. Perché quando lodi nella diversità, quando sei in gioia, quando sei nella felicità, allora la tua lode è ancora più bella, ancora più meravigliosa davanti al Signore. Il Signore ci ricorda tante volte di queste cose, che Lui è sempre con noi, il nome suo Emanuele, e non ci abbandona mai, amen? Allora cantiamo il nome del Signore e lodiamo e dichiariamo perché noi lo possiamo fare. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani per adorare il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani
grazia, la tua bontà. Tu mi circondi, Giorno ci circonda. ogni giorno con la tua fedeltà. Non lasciarmi, Signore. Tu non lasciarmi dimenticare Di quello che sono quello che sono e quello che sarò. quel che sarò e tutto ciò che ho vieni da te, Signore. Confido in te, dipendo da te. Solo Da soli io niente posso fare. spero in te. Spero in te, riposo in te. Da solo io niente posso fare. Tu non lasciarmi, Signore. Tu non lasciarmi Dimenticare che quello che sono, quel che sarò. quel che sarò e tutto ciò che ho vieni da te, Signore. Solo voi, tu non lasciarmi. Tu non lasciarmi dimenticare quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho. Vieni da te, Signore. Lodato sia il tuo nome, Signore, in questa mattina. Signore, possa, Signore, passeggiare in mezzo a noi, il tuo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori questa mattina. Tramite il tuo servo, Signore, che il messaggio di questa mattina possa entrare dentro i nostri cuori e fare il cambiamento, Signore, fare la trasformazione nelle nostre vite. In nome di Gesù. Amen. Potete sedere. Se qualcuno si era addormentato, con questo tocco ci siamo tutti svegliati. È una gioia essere qui per poter condividere la parola di Dio. È un momento molto molto speciale per il mondo, come ho detto all'apertura. È un momento nel quale sicuramente il nostro sguardo deve essere verso il Signore. Viviamo in un periodo molto molto particolare. Molto particolare, no? Perché sembra che a volte noi credenti siamo parecchi distratti. È un po' come il periodo che ci tocca vivere, no? Perché noi viviamo nel periodo della tecnologia, viviamo nel periodo del telefono. Ok? Allora, una volta, no, noi pensiamo soltanto che i giovani erano distratti dal telefono. Avete visto? I giovani erano lì al telefono. Quante volte le mamme dicono: fai questo, dimmi questo, mi stai ascoltando? La risposta del giovanotto è sì, cosa ti ho detto?
Però adesso non è più così, non soltanto i giovanotti, i bambini sono completamente attirati dal telefono e non solo, le anziani, tutti al telefono. Ed è una cosa, noi spesse volte, no? Noi maschietti abbiamo questa falencia, diciamo, no? Noi siamo abituati a fare una cosa alla volta, una sola alla volta. O ascoltiamo o leggiamo, giusto? Fare tutte e due le cose insieme è un po' complicato. E penso che un po' è quello che si sta vivendo anche nella vita spirituale. Perché è arrivato il momento che noi possiamo ascoltare il Signore. E in queste settimane ho ricevuto decine e decine di messaggi, telefonate, credenti completamente preoccupati per quello che si sta vivendo. E molti mi dicevano: ma pastore, la gente non se ne accorge? E io mi domando se veramente stiamo ascoltando. Non abbiamo ancora finito il Covid che ha chiamato l'attenzione di tutto il mondo. Adesso siamo in mezzo a una guerra che in un modo o in un altro siamo tutti coinvolti. Perché è vero, uno dice: ma l'Italia non è molto coinvolta. Però, come è stato accennato durante il culto, noi abbiamo un Dio che non ha bandiere e noi abbiamo fratelli in Cristo ovunque nel mondo. E se una parte del corpo soffre, tutto il resto del corpo soffre, giusto? E questa mattina forse molti di loro vorrebbero avere una libertà come quella che abbiamo noi di poter partecipare al culto, che loro oggi in qualche maniera, scappando, forse non riusciranno, oppure riusciranno dando a Dio la priorità che merita, perché Dio va adorato e va lodato e va esaltato nonostante tutto e nonostante tutti. E logicamente quando noi sentiamo questa frase, ascoltare, uno si deve domandare quanto è importante ascoltare. Una volta si diceva: ascolta gli anziani perché loro sono saggi, hanno esperienza. In questa settimana, no, anche lo chef Canavacciuolo diceva, no, in quel famoso programma, diceva: un vero chef ascolta sempre. In ogni campo sicuramente ascoltare è di vitale importanza. Non importa se sei a casa, sei a scuola, sei nel lavoro, ascoltare è di grande importanza. Però alcune volte noi abbiamo un po' di confusione con questa parola. A volte pensiamo che ascoltare sia lo stesso di udire oppure di sentire, oppure anche di origliare, ma anche se in linea di massima potrebbero significare la stessa cosa, c'è un'enorme differenza tra di loro. Infatti, se uno vede la parola udire nel vocabolario, dice che percepire con suoni attraverso l'udito, comprendere, intendere. Invece sentire è seguire qualcuno nel suo discorso, mentre che ascoltare è molto più profondo. Perché significa udire attentamente qualcuno in modo intelligente. Udire attentamente qualcuno in modo intelligente. E alcune volte noi pensiamo che l'intelligenza sia una caratteristica che soltanto alcuni hanno, no? E più che una caratteristica potrebbe essere un atteggiamento. Infatti, che differenza c'è tra l'intelligente e il savio? O l'intelligente, il savio e il saggio? Ma pastore, quante parole stiamo vedendo questa mattina? Sapete, savio è colui che sa. Una persona che sa molto della materia e addirittura può giudicare. Avete notato, no? Ci sono molti programmi in TV, no? Molti critici che fanno i giudici di un programma, per esempio, di ballo. Ma loro non ballano. E come fa a giudicare se non lo sa fare? Perché sono sapienti,
sanno della materia, sanno quello che si deve fare, però non necessariamente lo fanno. Allora possono giudicare dal punto di vista teorico, ok? Quello è il sapiente. Però dopo noi, andando alla Bibbia, possiamo vedere che c'è anche chi? Il saggio. Ma pastore è lo stesso, saggio e sabio è la stessa. No, perché il sapiente, il sabio è quello che sa. Il saggio è quello che sa e mette in pratica. Quello è il saggio. La differenza del saggio, no? Il contrario del saggio è lo stolto, non l'ignorante. L'ignorante è quello che non sa, mentre che lo stolto è colui che sa e non lo fa. E allora a questo punto l'intelligente chi è, pastore? Infatti se voi andate a Colossesi capitolo 1 versetto 9, Paolo prega per i fratelli di Colossa in modo tale che loro siano tante cose, tra cui intelligenti e spiritualmente. E questa è la mia preghiera questa mattina per ognuno di noi, che noi possiamo essere intelligenti e spiritualmente. Volete conoscere una persona intelligente? Vedete i bambini di 2-3 anni, ok? Prendete un bambino di 2-3 anni e poi dateli un iPhone, ok? Vedete che dopo poco quel bambino entrerà nell'iPhone e andrà a trovare il video o il gioco che a lui piace. E noi dice, ma noi ci domandiamo, ma com'è possibile? Dove l'ha imparato? Perché lui ha guardato la mamma, il papà, tante persone nel ristorante e vedendo automaticamente, quando ha la possibilità, mette in pratica subito. E quello che il Signore vuole per ognuno di noi, secondo Colossesi capitolo 1, versetto 9, che noi possiamo non soltanto sapere le cose. Quante volte noi sappiamo le cose bibliche, o no? In questo momento i fratelli dell'Ucraina, loro sanno tante cose, molte cose saranno messe in pratica e molte cose saranno messe in pratica subito. Io mi domando se capitasse questo a noi, in questa nazione che abbiamo piena libertà, e la nostra fede sarà messa alla prova attraverso di quello che noi faremo, come risponderemo? Saremo intelligenti spiritualmente? Metteremo in pratica quello che siamo e quello che facciamo? Avete visto la canzone che noi abbiamo letto, abbiamo cantato? Mi sono piaciute moltissime le parole, perché diceva non lasciarmi dimenticare di quello che sono. E che cosa sono io? Sono un figlio di Dio. Un figlio di Dio, ma la canzone diceva confido in te, dipendo da te, spero in te, riposo in te. Fratelli, questo è vero? Questo è vero veramente? O dobbiamo aspettare una guerra per vedere chi sono i veri che non si sono dimenticati di quello che sono? Che credono in Dio, che dipendono da Dio, che seguono Dio, che amano Dio. Perché è molto facile questa mattina parlare di amore, seguire, servire il Signore, anzi di ascoltare intelligentemente, perché viviamo in una situazione placida, una situazione serena. Ma nello sport si dice che quando il gioco diventa duro sono i duri che escono a giocare. E noi vediamo che la Bibbia ci lascia un lungo elenco di eroi della fede che hanno pagato addirittura con la loro vita. Perché? Perché confidavano in Dio, dipendevano da Dio, seguivano Dio, riposavano in Dio ed erano sereni in Dio. Perciò questa mattina il Signore mi dice: Mario, ascoltami, non soltanto devi udire me, non soltanto devi sentire me, non soltanto devi origliare, ma devi ascoltarmi. Così sono andato un pochino più in profondità la differenza. Gli esperti dell'italiano spiegano la situazione in questa maniera. Sentire.
Significa avvertire un suono o un rumore in maniera casuale, involontaria e superficiale. Udire ha lo stesso significato di sentire, ma è un modo molto più formale di dirlo. Perciò è superficiale. Origliare indica ascoltare di nascosto quello che le altre persone stanno dicendo, solo per sapere. Ascoltare. Avvertire un suono in modo volontario, dandogli maggiore attenzione per essere intelligenti. Penso che questo è l'atteggiamento che ogni volta che si apre la parola di Dio noi dobbiamo avere. A prescindere di chi predica, quello che conta è la parola di Dio. E la Bibbia dice chiaramente che i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Perciò a questo punto, quante volte ascoltiamo questa parola nella Bibbia? Sapete, decine e decine di volte Dio non usa la parola udire per cose veramente importanti o sentire, ma Lui usa la parola ascoltare. Per esempio, in Deuteronomio 5:1 dice: Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo davanti a voi, imparatele e mettetele diligentemente in pratica. Ha usato udire? Ha usato origliare? Ha usato sentire? No, ha usato ascoltare. Perciò udire in modo intelligente. E vedete che lo sottolinea, dice di mettere in pratica. E poi Salmo 34:17, i giusti gridano al Signore ed Egli l'ascolta. Oh, Dio ci chiede a noi qualcosa che Lui fa per noi. Lui ascolta diligentemente, cioè Lui metterà in pratica la sua volontà per noi. Proverbi 1:33 dice: ma chi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo senza paura di nessun male. Lo vogliamo ripetere questo, cari fratelli? Perché dice: ma chi ascolta starà al sicuro. Sarò al sicuro. Anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, io sarò al sicuro, perché io ho ascoltato, e la promessa di Dio è che li libera di tutte le loro disgrazie. Wow, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Nell'originale questa è la parola ebraica shama, ascolta attentamente per mettere in pratica in modo diligente. Una delle frasi più famose per il popolo di Israele è quando dice Shamash Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, l'Eterno è il nostro Dio, uno è. E quella è la parola Shama, udire intelligentemente. Quando noi andiamo al Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 7, versetto 26, dice: e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Avete visto lì la parola ascolta? E nel greco è la parola akouo, che sapete è un pochino più profonda di Shama, perché non è soltanto ascoltare per mettere in pratica subito, ma è ascoltare, capire e mettere in pratica subito. In Giovanni 5:24 dice: in verità vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene a giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ancora una volta non è udire, non è sentire, non è origliare, è ascoltare, capire e mettere in pratica
subito. Perché dovrei ascoltare Dio? Perché in momenti come questi, che sicuramente se avete cercato di evangelizzare in questi giorni, una delle prime cose che ci vengono dette, allora se Dio è amore, perché ci sono le guerre? Perché la gente muore? Perché? E la risposta è molto semplice. Dio non ha creato la guerra. Dio non ha creato il male. Dio non ha creato il peccato. È stato conseguenza della scelta dell'uomo. E da quel momento in poi tutti siamo peccatori e siamo privi della gloria di Dio. Non abbiamo scelto noi, diciamo, più di una volta. No, quello è stato colpa di Adamo. Allora, perché Adamo ha peccato? Perché devo pagare io? Lo sai che tutti quanti noi siamo come Adamo? È bello, no? Io sono arrivato in Italia nell'87 e una delle cose che a me piace dell'Italia sono i parchi, no? O le piazze, che sempre c'è qualche striscia di verde molto ben curata, di solito si hanno un comune che si dà da fare. Però una delle cose che mi attirava l'attenzione è che sempre sulle piazze o sui parchi sempre ci sono dei lavori in corso, avete visto? E più delle volte ci sono dei cartelloni. Non calpestare l'erba. Dove ci va la gente? Sull'erba. Poi diventa ancora molto più simpatico, no? Perché tutti diventiamo un pochino Tommaso, no? Magari ci sono delle panche e sono verniciate e dicono non toccate vernice fresca. Dopo pochi minuti cosa vedrete? Devo toccare per credere. L'uomo è così. Noi siamo come l'uomo. Viviamo un periodo complicato, lo so. Bisogna indossare la mascherina, no? La mascherina sì, la mascherina no. L'altro giorno una sorella mi ha detto, però io non ce l'ho né a favore né contro vaccino, non mi mettete in quella, no? Però come pastore mi toccano informazioni. Pastore, io sono contrario al vaccino, io non mi vaccinerò mai. Vabbè. L'altro giorno era il mio compleanno. Mio figlio mi ha portato fuori a cena. Domanda del pastore, come hai fatto? Perché c'è mio figlio c'ha una suocera, lui ha fatto la copia del suo Green Pass e io sono entrato con il Green Pass di lei. Però prometto che non lo uso più, pastore. Noi siamo così. La Bibbia dice chiaramente che non c'è giusto nemmeno uno. E tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della grazia di Dio. Perciò a questo punto io mi domando perché dovrei ascoltare Dio? Perché dovrei dare tutta la mia attenzione a Lui? Perché dovrei mettere in pratica subito quello che Lui mi dice? Perché credo che la prima motivazione molto chiara è perché Dio mi ama. Poiché Dio mi ama. Giovanni 3,16 dice chiaramente, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Lui non vuole che nessuno perisca, è chiaro questo. Dio non manda nessuno all'inferno. Dio sta dando l'opportunità a tutti che possano non finire nell'inferno. Lui ci ha amato così tanto che Lui ci ha dato il Vangelo è la buona notizia che cosa è? Che l'uomo è peccatore, può essere salvato non per meriti suoi, ma per i meriti di Cristo Gesù. Il perfetto sostituto, colui che non aveva peccato, che ha occupato il posto di noi peccatori. Perché senza versamento di sangue non c'è remissione di peccato, se non fosse stato per Lui non ci sarebbe stata nessuna possibilità di salvezza per ognuno di noi. Ecco perché in Giovanni 14 dice chiaramente che Lui è la via, la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Perciò Dio mi ama
e l'ha dimostrato attraverso il sacrificio del suo figlio, e la storia non è finita lì perché l'hanno messo in una tomba, ma il terzo giorno lui risuscitò. E la Bibbia dice chiaramente che lui disse: io sono la resurrezione e la vita, e chiunque crede in me, anche se è morto, vivrà. Io devo ascoltare Dio perché Lui mi ama. Lui ha provveduto per me una salvezza. Ah, fratelli, già siamo salvati, andiamo verso l'eternità, siamo felici con Dio. Dio ha provveduto non soltanto la salvezza, Lui ha provveduto anche la santità. E Lui dice chiaramente: siate santi in tutta la vostra maniera di vivere. È un comandamento che dà soltanto ai pastori Dio, lo dà ai missionari, lo dà ai servitori, lo dà a tutti i Suoi figli. Perché viviamo in una generazione malvagia e perversa, nella quale noi siamo astri del mondo e dobbiamo illuminare. Io devo ascoltare Dio perché Dio mi ama, ha provveduto la sua salvezza, provvede per me la sua santità, ma provvede per me l'opportunità di servirlo. Salmo 100, versetto 5 dice: servite l'Eterno con letizia. Non con Letizia che è seduta là dietro, cioè servite con letizia, quel profondo senso di gioia, giusto? È per quello che io devo ascoltare Dio. Non è ragione più che sufficiente? Fratelli, non è ragione più che sufficiente ascoltare Dio per poter mettere in pratica subito quello che Lui mi dice? Perché Lui mi ama, ha provveduto la sua salvezza, la sua santità, l'opportunità per me di servire. Ma Dio ha fatto molto di più, Lui vuole che io lo ascolti. Sapete perché? Perché Dio ha cura di noi. Dio ha cura di noi. Salmo 40, versetto 17, dice: io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore, oh Dio mio, non tardare. Come so che Dio ha cura di me? Filippesi capitolo 4, versetto 19 dice: mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Non dice che Dio provvederà ad ogni mio capriccio. Non dice che Dio provvederà a mio singolo volere. Lui provvederà ad ogni mio bisogno. Io devo ascoltare Dio perché Lui ha cura di me, Lui provvede per i miei bisogni. Questa mattina mi sono alzato e ho cercato di vedere, no? Siamo tutti a vedere cosa sta succedendo con i nostri fratelli dell'Ucraina e vediamo, no, sotto la metropolitana che stanno cantando, vediamo anche, per quelli che hanno visto, c'è il gruppo delle chiese battiste, si sono radunati tutti i responsabili per pregare insieme anche con l'Unione Evangelica, e stanno cominciando a mancare i viveri. E leggevo da un'altra parte un gruppo di Milano che stanno caricando un tir e questa notte uscirà, aiutati da tanti fratelli, per poter provvedere a quelle famiglie che stanno entrando dalla Romania. Questa è la famiglia di Dio. Questa è la famiglia di Dio. Questo è il modo in cui Dio provvede. Forse in questo periodo il Signore non farà scendere manna dal cielo, ma molti di noi saremo la manna per quei fratelli che hanno lasciato case, hanno lasciato tutto quello che avevano. Perché? Per qualcosa che è importante, no? La vita. Avete notato tutto come cambia in pochi minuti? Cose che erano importanti fino a ieri, forse per quei fratelli, oggi non lo sono più. Oggi è importante mantenersi in vita. Domenica scorsa sentivo Francesco, uno dei nostri fratelli della chiesa di Verona,
E lui condivideva una testimonianza. Suo padre un paio di settimane fa ha avuto un problemino, una persona molto forte tutta la sua vita, grande uomo d'affari, ha fatto molto denaro e così ha costruito, chiamiamola una piccola torre su questo mondo. E dalla mattina alla sera va in bagno, cade a motivo di un ictus. E non è più lo stesso e non sarà mai più lo stesso. E lui condivideva con noi, dice, una persona che si è affannata a fare tanto e adesso tutto cambia. Adesso tutto quello che si è costruito a cosa serve? E la parola di Dio lo dice molto chiaramente, no? Cosa può fare l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la sua anima? Perciò Dio provvede per noi. La Bibbia dice che non vedrò un santo che mendichi il pane. E Dio userà i suoi figli per provvedere ai bisognosi. Occhio, non capricci e non voleri. Stiamo parlando di bisogno. Perché oggi sembra che avere un iPhone sia un bisogno. Avere una TV 55 pollici sembra che sia un bisogno. Quelli non sono bisogni. Utili, divertenti, ma non è detto che sia un bisogno. Perché devo ascoltare Dio? Perché Lui ha cura di me, Lui provvede per me, ma Lui non soltanto prevede per me, Lui mi previene dei pericoli e mi protegge. In Luca capitolo 11, versetto 11 al 13 dice: chi è quel padre fra di voi che il figlio gli chiede un pane e gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo e gli dia uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste. Quante volte vogliamo cose che Dio dice di no? Ricordate Sansone? Di tutte le donne che lui poteva scegliere del popolo di Dio, nessuna andava bene. E cosa fa? Lui sceglie una donna pagana e attraverso quella donna pagana lui perde tutta la benedizione di Dio per una scelta sbagliata. Io non lo voglio, dice Dio, ma io me lo prendo uguale. Siamo così? Quante volte piangiamo le nostre scelte e poi diciamo: Signore, ma perché l'hai permesso? E sai perché l'hai permesso? Perché il Signore è un Signore e rispetta la tua volontà. Ti ha dato un libero arbitrio proprio per quello, perché tu scelga. E se tu scegli male, responsabilità tua. E se tu scegli bene, avrai la benedizione di Dio. L'Eterno lo dice molto chiaramente: oggi presento davanti a te il bene e il male. Scegli tu. Quante volte mi tocca sentire persone che hanno scelto male e si trovano a piangere scelte sbagliate. E mi ricordo che tempo prima biblicamente avevo consigliato che non era opportuno. Però ti dico una cosa: sempre in questa terra troverai un fratello che approva le tue scelte sbagliate. E uno lo prende come voce di Dio, ok? Dopo va male e la colpa di chi è? Del pastore, perché non l'ha preso dal collo e non gliel'ha fatto fare, giusto? Ma se Dio non ti prende il collo, perché lo deve fare il pastore? Abbiamo tutti la stessa parola di Dio, o no? E tutti possiamo scegliere, sì o no? Io devo ascoltare Dio perché Dio ha cura di me, Lui provvede per i miei bisogni, ma Lui mi avverte delle difficoltà e non solo. Lui mi dice cosa non va. Che cosa devo fare? Ascoltare intelligentemente, perché quello mi darà vittoria. Ma Dio non soltanto ha cura di me,
provvedendo per i miei bisogni, non soltanto mi evita o mi previene i pericoli e mi protegge, ma Dio benedice la mia vita. Efesini 1,13 dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Leggiamo nuovamente? Dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetto di ogni benedizione materiale nei luoghi. Dice così? Dice di ogni benedizione spirituale. A volte noi confondiamo, no? Noi consideriamo benedizione solo quelle materiali. Mi hanno aumentato lo stipendio, che benedizione! Ok? Ho comprato casa nuova, che benedizione! Sto passando per una prova grandissima. Chi osa dire che è una benedizione? Eppure Giacomo dice: beato l'uomo che sostiene la prova, perché riceverà la corona della vita che Dio ha preparato per quelli che li amano. Io devo ascoltare Dio, sì. Perché? Perché mi ama, perché provvede per me. E sapete perché? Perché ha preparato un futuro per me. La vita che cosa è? È come la brina. La mattina c'è, nel pomeriggio può non essere più, vero? Quanti sono i giorni degli uomini? La Bibbia dice sono 70 anni, per quelli più robusti 80 anni. Vi dico un segreto. Quando ero piccolo, a casa mia madre aveva festeggiato il suo compleanno di 40 anni. Io l'ho guardata e ho detto: mamma mia, ma quanto è vecchia! Adesso che ho superato da qualche anno i 40, i settantenni mi sembrano giovani. E la vita è così. Se pensiamo qualche anno fa, per non dire qualche mese fa, quante persone non ci sono più a motivo di un virus? Se pensiamo di qualche giorno fa, quante persone già non ci sono più a motivo di una guerra? E continuerà questo, perché le malattie non si fermeranno, le difficoltà non si fermeranno, i problemi politici non si fermeranno. È il momento che noi figli di Dio cominciamo a renderci conto di che tipo di futuro noi abbiamo. Perché se noi viviamo sicuri del nostro futuro, vivremo molto meglio il nostro presente. Paolo diceva: io mi trovo in difficoltà perché da una parte vorrei rimanere per poter essere utile alle chiese e da un'altra parte vorrei essere già con il Signore. In Filippesi dirà molto chiaramente: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Sapete, in questi giorni molti diventano sapienti, critici, non saggi e nemmeno intelligenti. Perché in questo momento in Russia ci sono molti missionari che servono il Signore lì, che stanno scappando per la loro vita, e molti stanno criticando. Ah, era missionario o non era missionario? Stava lì, quella è la loro gente o non è la loro gente? Allora, se sono missionari devono rimanere, devono stare lì, devono morire sotto le bombe, ok? Diventiamo critici. Io voglio sapere se succede a te, cosa farai. Non è un momento di giudicare, è un momento di pregare, è un momento di aiutare, è un momento di diventare veri ascoltatori, perché quelle bombe che stanno cadendo e quel virus che ci sta circondando ci deve portare ad ascoltare il Signore e a vivere una vita che piace a Lui. Perché a breve, non lo so se domani, fra un anno, fra 50 anni, noi vedremo il Signore a faccia. Io mi auguro che Lui possa dire a noi, ad ogni singolo membro della Chiesa Agape: buon servo, sei stato fedele nelle minime cose, non solo sulle grandi cose,
Sulle grandi a volte siamo tutti bravi, lì dove non vede nessuno, ma che vede Dio, nel silenzio della santità, nel silenzio del servizio, quando nessuno lo vede ma Dio lo sa. Quella è la nostra eredità. Se noi andiamo a vedere quello che dice prima Pietro, è bellissimo. Capitolo 1, versetto 3 e 4 di prima Pietro. Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, nella quale grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva, mediante la resurrezione di Gesù Cristo, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, ed essa conservata nei cieli per voi. Una eredità, che cosa è un'eredità? Una successione a titolo universale nel patrimonio e in genere nei rapporti attivi o passivi. Comunque non vi preoccupate, Dio debiti non ci lascia, ok? La sua eredità è ricca. È talmente ricca che dice che è incorruttibile, cioè immune da corruzione fisica, esente da alterazione nell'ambito della propria naturale consistenza, ma è senza macchia, pura e santa, inalterabile, non soggetta ad alterazione, immutabile, duratura, ed è conservata nel cielo per chi? Per voi. Per quel Dio che ci ha amato e ha dato suo Figlio, per quel Dio che ci ha dato la possibilità di vivere in santità, per quel Dio che ci ha dato la possibilità di servirlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. Per quel Dio che provvede per noi. Questa è l'eredità. E un giorno, quando saremo in gloria, Apocalisse 21,4 dice: Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più. Né ci sarà più lutto e né lamento né dolore. Le cose di prima sono passate. Giovanni 5,24 dice: in verità vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene a giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Perché devo ascoltare Dio in questo momento? Lo dovrei fare sempre, ma soprattutto in questo momento. Perché Dio mi ama, perché Dio provvede per me e perché Dio ha già preparato un futuro per me. Cosa devo fare? Mi piaceva molto questo versetto del Salmo 63,4. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mie mani invocando il tuo nome. Domanda: quando si alzano le mani? Quando hai mai alzato le mani? Io non sono uno di cantanti di quelli che alzano tanto le mani, veramente. Però mi ricordo una volta che ho alzato le mani. Sapete quando è stato? In Argentina, quando si è presentato un ladro e mi ha detto: alza le mani. Mi ha spogliato di tutto quello che era mio. Io ho alzato le mani. Alcune volte nella vita cristiana noi alziamo le mani per cose così. Alziamo le mani con il rapporto con certi fratelli, no? Con quel fratello no, lascia stare, no, meglio di no. Alzo le mani davanti alle difficoltà, no, questo non è per me, no, io non voglio dolore, afflizione, no, non voglio persecuzione. Alzo le mani a volte davanti ai problemi e scappo. Ma io vorrei che per un attimo pensiamo ai nostri figli, perché loro ci insegnano tanto quando alzano le mani. Possiamo vedere le foto?
Se tuo figlio si trova in questa situazione, magari non sa parlare, non dice neanche mamma o papà, ma cosa ti sta dicendo? Sta alzando le sue mani, sta dicendo: fammi uscire di questa situazione, non voglio stare qua. Prego. E questo è quello che si aspetta il figlio, ma è questo anche quello che vuole fare il padre: toglierlo da quella situazione. E più di una volta si trova in quella situazione perché ha scelto di essere in quella situazione. Prego. Però a volte anche si trovano situazioni in cui il figlio vuole essere sulle braccia del papà per godere di un bel momento, per poter sentire la sua carezza, il suo abbraccio, il suo supporto. Non solo bisogna alzare le braccia quando siamo in un momento disperato, almeno da padri questo lo capiamo, vero? Prego. E a questo punto già è uno che capisce. Perché? Perché non c'è bisogno a volte di strillare, gridare o arrabbiarsi. Bisogna soltanto dirlo. E il padre capirà che è momento di aiutarti e di toglierti da quella situazione. Prego. Però a volte noi cerchiamo Dio solo quando siamo in queste situazioni. Invece quando non abbiamo quei momenti di disperazione, non ascoltiamo, facciamo di testa nostra e ci troviamo in queste situazioni. Cosa vuole Dio? Prego. Non so se vi ricordate il versetto con cui ho iniziato il culto. Salmo 46,1. Il Signore è il nostro rifugio, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Salmo 46 va avanti, questo è il mio compito per voi questa mattina. Leggetelo completo e voi vedrete che ogni volta che voi alzerete le mani non sarà un gesto folcloristico, ma sarà la realtà di dire: Signore, ti sto ascoltando. E ti ascolto, Signore, perché tu mi ami. Ti ascolto perché tu provvedi per me. E ti ascolto perché hai preparato un futuro per me. Davanti a certe circostanze vorrei alzare le mani e scappare, ma me ne accorgo che scappare non risolve il problema. Io devo essere lì attento ad alzare le mani, augurandomi che tu possa intervenire, perché tu ascolti me quando io ascolto te. Preghiamo. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, perché in questo momento così complicato non è momento di sentire bombe, notizie, virus. È momento di ascoltare te. È momento di dire: Signore, non voglio essere solo sapiente, non voglio solo sapere le cose. Voglio essere saggio, sì, Signore, però di mettere in pratica, ma non un domani. Voglio mettere in pratica oggi. Voglio essere intelligente. Grazie, Signore, perché tu mi ami. Hai provveduto una salvezza e la santità e mi permetti di servirti, Signore, così come sono e con quello che ho. Signore, ti voglio ascoltare perché tu provvedi per me. Tu provvedi per i miei bisogni, per quelli dei miei fratelli. Ma Signore, anche tu mi avverti dei pericoli e mi proteggi. Ma Signore, anche tu, che sei l'Iddio degli dei,
Hai preparato un futuro per me che è inalterabile, immarcescibile, che è riservato nel cielo per me e per tutti coloro che ti conoscono come personale salvatore. E davanti alle circostanze, Signore, io non voglio alzare le mani. Io voglio alzare le mani verso di te, perché tu mi farai uscire del pozzo della disperazione, perché solo tu hai il potere di mutare le cose negative in positive, perché solo tu, Signore, sei onnisciente, onnipotente e onnipresente. Signore, che da oggi in poi io non soltanto ti oda, ti senta, ma che io ti ascolti intelligentemente. E mentre tutti abbiamo i nostri sguardi abbassati, i nostri occhi chiusi, forse tu non conosci l'Iddio dell'eternità, l'Iddio che ha provveduto la vita eterna per chiunque crede in Lui. Questo è il tuo momento per poter ascoltare Dio. E se tu vuoi avere quella sicurezza eterna che non te lo può dare nessuno e nessuna cosa, io ti invito a poter pregare così nel silenzio del tuo cuore, parlando con Dio. Signore, riconosco che sono un peccatore e che i miei peccati mi allontanano da te eternamente. Io ti chiedo che in questo momento, con il sangue che tu hai versato sulla croce, tu cancelli ognuno dei miei peccati adesso. In questo momento, Signore, ti chiedo che tu diventi la mia unica via, verità e vita. Io ti chiedo che tu sia il mio Salvatore e il mio unico mediatore tra Dio e gli uomini. Io ti chiedo che in questo momento tu faccia di me un figlio tuo. Grazie, Signore Gesù, perché non sei rimasto su quella croce. Grazie perché non sei rimasto su quella tomba. Grazie perché sei risuscitato e attraverso la croce hai vinto il peccato e attraverso la tomba vinto la morte. Io ti chiedo che in questo momento tu scriva il mio nome nel libro della vita dell'agnello e che tu faccia di me un figlio tuo. Nessuno sta guardando, è una cosa tra te e Dio. Se tu hai pregato così questa mattina, la Bibbia dice che c'è grande gioia per un peccatore che si ravvede. Se tu hai pregato così, velocemente dove tu sei, alza e abbassa la tua mano, io voglio pregare per te. Amen, 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 amen. Quando noi parliamo, Dio ascolta. E ascolta la voce di un peccatore che si ravvede. Che Dio vi benedica e sigilli questa decisione che avete fatto oggi per tutta l'eternità. Grazie, caro Padre, grazie, perché senza di te noi non possiamo fare nulla. Signore, ogni giorno voglio ascoltarti in modo intelligente e alzare le mie mani verso di te. Questo io te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Noi abbiamo adesso l'opportunità di lodare il nome del Signore, di consegnare le nostre vite davanti all'altare del Signore, di consegnare le nostre offerte, che il Signore possa benedire ad ognuno di noi e darci, Signore, ogni giorno quello che noi abbiamo bisogno.
E noi adesso abbiamo questa opportunità di donare le offerte davanti all'altare del Signore affinché il nome del Signore possa avanzare. Amen? Lodiamo il Signore con adorerò. Siamoci in piedi. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per la tua bontà, per la tua misericordia, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, perché tu sei con noi, sei il Dio presente, sei il Dio che ci guarisce, Signore, sei il Dio che è con noi e che ci insegna e che noi vogliamo, Signore, ascoltare, Signore, ascoltare intelligentemente. Ascoltare e fare, Signore, il cambiamento nelle nostre vite. Noi ti ringraziamo, Signore, per le offerte, per i doni questa mattina, che tu possa benedire, Signore, tutte le famiglie qui presenti, Signore, la tua Chiesa, Signore, in tutta la terra, Padre. Grazie per tutto ciò, e in nome di Gesù. Amen. Bene, abbiamo soltanto alcuni annunci. Ricordatevi i diversi gruppi, no, di studio biblico durante questa settimana nelle diverse località. Se non sei in un gruppo
piccolo gruppo di studio biblico puoi metterti d'accordo con i pastori o con i diaconi e loro ti indirizzeranno per un posto dove poter durante la settimana assaporare la parola di Dio con i fratelli. Oltre a questo ci sono le diverse riunioni di preghiera, dalla mattina molto presto fino alla sera. Noi abbiamo diversi gruppi di preghiera per gli uomini, per le donne e così diverse età, ok? Allora non perdete l'occasione di essere parte. Un'altra cosa molto importante, la Chiesa qui a Treviso sarà coinvolta in questo grande evento del 12 marzo, che si chiama Rallegrati, nella quale siete tutti pregati di partecipare. Sarà una giornata sicuramente di grandi benedizioni e potete vedere il video. Esiste un progetto chiamato Rallegrati, la cui finalità è vivere attraverso la lode e adorazione profonda, momenti di alta quota nello spirito, perché quando siamo immersi nella sua presenza non esistono più confini umani. Non perdete l'occasione di venire, non soltanto voi, se venite soltanto voi forse perde il suo obiettivo. Invitate persone che hanno bisogno di essere allegri e questa è una grande opportunità che tutti quanto noi abbiamo di poter presentare in un altro modo, no? La grandezza del nostro Dio in un mondo che veramente di allegrezza oggi come oggi ne ha poco. Perciò vi auguro una buona settimana, che Dio benedica ognuno di voi là nel campo missionario dove Dio ti ha messo. E ricordati che ti sei lì per ascoltare Dio e per parlare di Dio. Che Dio vi benedica. Buona settimana a tutti.